Continua il forcing di Stefano Pirazzi, sempre costante il vantaggio del laziale nei confronti del gruppo. Sì, anche lui non è riuscito a prendere più di 5 secondi di vantaggio, d'altronde ormai il gruppo lo ha raggiunto, siamo a 4 km dall'arrivo. Sottolineiamo naturalmente la caparbietà di Stefano Pirazzi che ogni giorno ci prova. Vedete, ormai Eros Capecchi sta riportando sotto tutto il gruppo, ormai molto vicino. 10 metri di vantaggio che rimangono per Stefano Pirazzi quando siamo a meno 4 dall'arrivo. E nelle prime posizioni del gruppo ci sono la maglia del leader della classifica punti, ovvero Peter Sagan, e la maglia del leader della generale che sta tenendo in questo momento proprio la ruota di Sagan, ovvero di Damiano Cunego. Quindi Damiano Cunego vuole difendere fino all'ultimo metro la sua classifica in generale. Intanto Vincenzo Nibali, affaticato, riceve il cambio da Agnoli. Gruppo compatto quando abbiamo superato il cartello dei meno 4, Valerio Agnoli in testa al gruppo a fare l'andatura. E ieri tu avevi notato come Pirazzi, corregionario di Agnoli, avesse scattato mentre stava facendo l'andatura proprio Agnoli. Oggi Agnoli si è levato la soddisfazione di essere proprio lui ad andare a prendere Pirazzi. Naturalmente una rivalità di territorio, ma non c'è nessun astio tra i due corridori, anzi il contrario. E Valerio Agnoli, questa è una scena che abbiamo visto molte volte al Giro 2010, ma ancora ha energia, e quindi ritiro tutto quello che ho detto, Silvio, perché Pirazzi con Agnoli che fa l'andatura scatta ancora, trova ancora la forza e le energie per provare a trovare il successo di tappa. Il carattere non gli manca, direi nemmeno la gamba, come si dice, perché scattare nei finali di gara non è assolutamente semplice. Io veramente a questo punto mi auguro che Pirazzi riesca anche a raccogliere delle soddisfazioni. Vediamo da questa immagine, non sono rimasti più di una trentina di corridori nel gruppo di testa. L'andatura ha fatto anche oggi selezione. Abbiamo visto proprio Deignan che ieri si era messo in luce nella seconda tappa a chiudere il gruppo, ed è ritornato Vincenzo Nibali a fare l'andatura, ma attenzione a Michele Scarponi, splendido vassallo di Damiano Cunego con Peter Sagan lì alle spalle di Eros Capecchi. Hai visto anche in questo frangente importante l'azione che ha fatto Michele Scarponi, era in seconda posizione alle spalle di Nibali, si è girato, non ha visto Cunego alla sua ruota, si è tolto dalla fila, ha lasciato alla Liquigas Cannondale la responsabilità di tenere alta l'andatura in questo momento, e è andato a cercare Damiano Cunego. Veramente un Michele Scarponi straordinario, mentre mancano 3 km all'arrivo. 3000 metri al traguardo, posto proprio nella piazza principale di Lanusei, sempre Vincenzo Nibali a fare l'andatura. Michele Scarponi lo vediamo là dietro affiancato, poi vediamo anche le maglie dell'Androni di Giocattoli, ricordiamo Emanuele Sella e Serpa Perez, uomini di classifica. Vedete come si è ridotto il gruppo dei primi, sono una trentina ormai, forse anche meno, i corridori che fanno parte del gruppo di testa, sempre guidato dalla Liquigas Cannondale, sempre guidato da Vincenzo Nibali. De Negri con il numero 122 della Farnese Neri in coda al gruppo di testa, sempre gli uomini Liquigas Cannondale a fare l'andatura. Abbiamo visto in terza posizione Peter Sagan e alla sua ruota Damiano Cunego. Lo ha battezzato come l'uomo più pericoloso per la sua esplosività in questi arrivi e gli si è piazzato alla ruota. Tanto dall'inquadratura della Moto 2 si può ben capire, più che da quella che stiamo vedendo in questo momento, la velocità con la quale stanno affrontando i corridori questa salita. Naturalmente usano tutti quello che tu hai definito con un bellissimo termine francese il plateau, il padellone, per salire qui a Lanusei. Sì, chi vuole fare la differenza assolutamente non può andare con un rapporto più agile. Ricordiamo tra l'altro che l'arrivo non è in asfalto, il fondo stradale dell'arrivo, ma in ciottolato. Si arriva nel centro del paese, mentre ci riprova ancora Stefano Pirazzi. Grandissima energia, e alla ruota di Stefano Pirazzi Ivan Santaromita. Ed esce anche Emanuele Sella dal gruppo, è lui che va a ricucire in terza posizione Emanuele Sella. Ivan Santaromita, splendido protagonista l'anno scorso alla settimana Coppi e Bartali, altra gara che trasmetteremo a marzo, quando mancano 2 chilometri al traguardo, ed è proprio Emanuele Sella
il vicentino dell'Androni Giocattoli, che prova, l'avevamo sentito questa mattina, aveva detto arrivo non adatto alle mie caratteristiche ma ci proverò, è stato di parole. Emanuele Sella prova lui a trovare l'assolo vincente in questo finale di tappa a Lanusei. Avrebbe bisogno di pendenze ben superiori Emanuele Sella, uno scalatore puro, per tentare di fare la differenza. Questa è una salita da lungo rapporto ed è Eros Capecchi che lo va a riprendere e si porta in testa a tenere alta l'andatura. Ed è proprio Eros Capecchi che anche ieri aveva fatto un grande lavoro sulle pendici del Monte Ortobene a Nuoro, e sempre lui a scortare Peter Sagan, a tenere alta l'andatura. Tra poco vedremo la Flamme Rouge, il triangolo rosso che segna l'ultimo chilometro. Peter Sagan, Damiano Cunego. E deve gestire bene Eros Capecchi questa fase, perché da un po' che è davanti, dai -2, ed è rimasto l'unico compagno di squadra a poter aiutare Peter Sagan. E Danilo Di Luca, guardate, in quarta posizione, che grinta anche lui, è la ruota di Damiano Cunego. Emanuele Sella in quinta posizione. E tra l'altro c'è anche Domenico Pozzovivo. Domenico Pozzovivo è tra i primi, ricordiamo Pozzovivo reduce da una influenza che ne ha minato la condizione, quindi sta ritrovando anche lui la gamba. Damiano Cunego respira a bocca aperta in questi ultimi metri, andatura veloce. Ecco qua Michele Scarponi, poi c'è anche Hermans dietro Michele Scarponi, l'uomo di classifica della Radio Shack, e sempre Eros Capecchi. Vedono il cartello che segnala l'inizio del centro abitato di Lanusei. Veramente instancabile il lavoro di Eros Capecchi, instancabile Eros Capecchi, che arriva, è già 1 chilometro che è in testa, e ancora lì che tiene alta l'andatura. È stato, ricordiamolo, l'ultimo compagno, e l'unico ormai rimasto a Peter Sagan, che dovrà gestire bene questi ultimi 1000 metri. Sempre Damiano Cunego alla sua ruota, la ruota di Damiano Cunego, è arrivato il compagno di squadra Michele Scarponi. Quindi 2 Liquigas e 2 Lampre ISD, poi c'è Emanuele Sella, ma nelle prime posizioni ecco che risale anche Serpa Perez. Occhio alla velocità del colombiano, il León de Bucaramanga, che ha inanellato una grande serie di secondi posti in questo inizio stagione, ma ha anche vinto una tappa nel Tour de San Luis. È proprio Serpa Perez a prendere la ruota di Damiano Cunego, al fianco Michele Scarponi. Sempre il grande lavoro di Eros Capecchi. Straordinario Eros Capecchi, come lo fu Daniel Oss nella prima tappa con arrivo a Porto Cervo. È lui che sta scortando il velocissimo, giovanissimo Peter Sagan nel tentativo di conquistare questa terza tappa. Ormai sono arrivati nel centro del paese di Lanusei, tanta gente che sta attendendo l'arrivo dei corridori. C'è anche Andrea Noè, abbiamo visto le maglie giallo-flu in questo gruppo di testa, il decano del gruppo. Ecco Scarponi che prova a uscire, a farsi vedere. Eros Capecchi, saldo alla sua ruota, c'è Peter Sagan, è scattato lo slovacco, grandissima potenza, Cunego dietro di lui e poi Serpa Perez, ma un gran vantaggio l'esplosivo slovacco Peter Sagan, e lui a vincere con Serpa Perez che beffa Cunego per il secondo posto. Incredibile la potenza di questo giovane 21enne. Un'esplosività straordinaria che gli consente di vincere la sua seconda tappa in 3 giorni in questa edizione del Giro della Sardegna. Peter Sagan, settimo successo in carriera per lui, 5 anni alla prima stagione da neoprofessionista, lui che prima di fare il dilettante con la Marchiola aveva corso con il ciclocross e con la mountain bike con risultati straordinari anche in quelle discipline. Dimostrando tutta la sua duttilità, tutta la sua esplosività. Vediamo da questo replay la straordinaria volata, pensate, è stato accreditato tra l'altro di un vantaggio di 1 secondo su Serpa Perez, che si è piazzato in seconda posizione, Damiano Cunego in terza posizione, quindi oltre all'abbuono di 10 secondi, 1 secondo anche il vantaggio accumulato in questa volata. Ecco qua che intanto arrivano i corridori, salita non impegnativa che però ha sbriciolato il gruppo. E adesso andiamo a sentire proprio la voce di Peter Sagan, che sarà un protagonista nei prossimi anni del ciclismo mondiale. Peter Sagan, seconda vittoria in questo Giro di Sardegna, ritrovi la maglia di leader della generale, raccontaci la volata.
Allora sono molto contento, devo dire di nuovo grazie per la squadra perché senza loro sarà tanto difficile perché mi aiutano tanto. Abbiamo tirato la nostra squadra quasi tutta la salita, poi siamo rimasti davanti Agnoli, Vincenzo Nibali e poi l'ultimo uomo era Capecchi che mi ha tirato l'ultimo chilometro e mezzo e poi sono partito quando siamo usciti dall'ultima curva, non so, 200 metri mi sa. Hai vinto con relativa facilità e adesso questa maglia è da cercare di conservare fino alla tappa finale. Sì, oggi era il nostro appuntamento prendere la maglia di nuovo. Adesso vediamo, domani sarà, e spero che più facile la tappa per velocisti e poi sarà il suo ultimo giorno che può essere ancora può cambiare tutto, allora vediamo. Questo è l'arrivo di questa tappa.